Il terzo punto riguarda una cosa che è importante, fondamentale, che è la scuola civica di musica. Poco tempo fa, parlando anche con alcuni componenti dell'opposizione, ho ribadito la volontà di questa maggioranza di non accantonare quel patrimonio, quindi vi dico già che entro il 15 di marzo il Comune di Budoni farà un bando aperto a tutti, che ha le caratteristiche previste dalla legge regionale di riferimento, per partecipare, in maniera tale che dopo chi si aggiudicherà quel bando avrà la possibilità insieme a noi di presentare il progetto per i finanziamenti degli anni a venire per la scuola civica di musica. È una cosa che sentiamo di dire oggi, lo facciamo in virtù del fatto che abbiamo tanti giovani che vogliono sentirsi nuovamente impegnati, abbiamo un patrimonio, ve lo dico, ma non da sindaco, da cittadino di questa comunità, che è la cosa che mi rende più orgoglioso, un po' a tutti noi, che non dobbiamo perdere. Quindi dobbiamo lavorare per costruire e non per distruggere.